gazebo con una decina di persone al massimo, scatoloni con le osservazioni raccolte, qualcuno con un microfono che spiega ai passanti le ragioni di quella presenza. Sono le immagini girate dai membri delle associazioni che il 3 luglio scorso si sono dati appuntamento a Venezia per raccogliere le oltre 15.000 osservazioni al piano urbanistico regionale. Un filmato con cui le 5 persone che hanno riferito di essere state indagate per manifestazione non autorizzata sono convinte di dimostrare l'infondatezza dell'accusa, basata su una norma definita desueta dal loro legale. È una norma, devo dire la verità, che ormai nei tribunali non si vede più. Devo dire la verità che questo tipo di iniziativa da parte della magistratura e da parte, mi pare davvero un po' tirata, insomma. Meno diplomatico uno dei 5 indagati, Paolo Cacciari. Un clamoroso granchio che hanno preso la questura e la magistratura. In realtà è molto preoccupante perché è un tentativo di criminalizzare un dissenso. Centinaia, migliaia di persone hanno capito qual è il destino del Veneto se non ci alziamo la testa, se non ci opponiamo, per cui un destino di cementificazione, di ingorghi, di caos. Forse solo un atto dovuto, quello della magistratura, gli attivisti però non sono d'accordo. In molte altre occasioni simili, spiegano, è stata fatta solo la richiesta di occupazione di suolo pubblico alla polizia municipale e non anche alla questura, ed è quanto è stato fatto anche in occasione del gazebo del 3 luglio scorso. Ci sono nelle menti delle persone idee e proposte